Vaccini dunque tra educazione ed obbligo per legge, il punto di vista dei medici con il dottor Maurizio Scassola, vicepresidente della Federazione Nazionale dell'Ordine e consigliere dell'Ordine Veneto. L'intervista è di Pietro Vernizzi. Ha ragione Zai a dire che in Veneto l'obbligo dei vaccini è controproducente? Zai ha sicuramente ragione, il Presidente, sul fatto che dobbiamo forzare molto di più il momento educativo. La persona è molto più libera, molto più consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri quando è educata ed informata. Io credo che però l'obbligo vaccinale sia un criterio assolutamente adeguato oggi, perché noi non possiamo ragionare sul Veneto, ma dobbiamo ragionare sul territorio italiano, sul territorio europeo, sul territorio mondiale. Anche perché Venezia è meta di milioni di turisti che inevitabilmente portano anche virus. La regione Veneto è una delle primissime regioni per turismo e per accoglienza di turisti, ma non soltanto di turisti. I nuovi flussi migratori sono un fenomeno che noi stiamo cercando di controllare, ma di cui non sappiamo gli sviluppi nei prossimi anni. Credo che una buona copertura vaccinale in Veneto dia anche sicurezza alla popolazione veneta di avere una copertura assolutamente adeguata.